Volevo appunto, il mio intervento è quello per andare a specificare qual è e perché c'è un raccordo operativo col progetto Veneto Escape, progetto del quale siete partecipi tutte e 23 le aziende. Sapete che ricevete un finanziamento dal Ministero e dalla Regione del Veneto per la partecipazione al progetto. Quindi oggi, siccome abbiamo invitato sia i sistemi informativi con i quali abbiamo sicuramente più collaborazioni, ma anche l'ufficio personale, il quale è stato invitato qui l'anno scorso, era ecco il caso di ripetere un attimo gli obiettivi del progetto e perché c'è stato questo raccordo operativo. Vi ricordo che con questo raccordo abbiamo chiesto la nomina di altre due figure aziendali, una figura per i sistemi informativi e l'altra per l'ufficio personale, chiedendovi di avere, diciamo, le stesse persone per entrambi i progetti. Dove è stato possibile, questo è stato fatto, ed è importante perché appunto andiamo proprio a fare un raccordo vero e proprio, quindi parliamo con le stesse persone che poi divulgano l'informazione all'interno dell'azienda. Quello di cui vi aveva accennato prima Claudio è il perché è entrato il consorzio in questo progetto, perché analizzando gli obiettivi delle aziende di quest'anno, diciamo i primi due punti, quindi il B1 e il B2, ovviamente questi sono gli obiettivi della parte tecnica, per i sistemi informativi, sono l'assegnazione dei certificati digitali e la posizione della firma digitale. Come sapete, entrambi sono obiettivi anche di Veneto Escape, come vi è stato descritto in precedenza, e quindi ecco, essendo il consorzio, dovendo il consorzio darvi una mano, comunque darvi delle linee guida su come poter affrontare questi argomenti, abbiamo pensato di, in concordo con la Regione, di aiutarvi a coordinare anche questo progetto, nonostante sia nato prima anche di Veneto Escape, ma a questo punto vale la pena di lavorare insieme per portarlo avanti. Come vi ricordo, Veneto Escape è legato a questo progetto per quello che riguarda il contenuto, quindi nessun altro aspetto. Aziende che hanno fatto altre scelte implementative, quindi non con Actalis ma perché hanno aderito ad altri progetti, ovviamente usufruiranno della documentazione di Escape per avere delle linee guida su come si crea un RA e su qual è il rapporto anche a livello organizzativo da creare con la CA. Questo è il progetto, per chi non lo sa appunto nasce dall'acronimo Electronic Signature in Care Activities for Paper Elimination, ed è un progetto che ha una storia che nasce da Escape, quindi 2001-2003, fino ad arrivare al cofinanziamento di Veneto Escape, dove tutte e 23 le aziende sanitarie ospedaliere sono all'interno del progetto. A livello di tempistiche siamo all'ultimo anno di realizzazione, a fine di dicembre di quest'anno dobbiamo concludere la parte di acquisizione delle aziende e cominciare con l'anno di esercizio. Significa che l'anno prossimo dovremo raccogliere i numeri, quindi gli indicatori di progetto, per proporre a fine del 2012 degli studi di valutazione di impatto che faranno vedere nel giro di 3 anni come i processi di digitalizzazione all'interno delle vostre aziende sanitarie sono cresciute in termini di volumi e anche di processi. Allora, gli obiettivi li avete già visti, li conoscete, sono: da una parte abbiamo gli ambiti di intervento, di cosa andiamo a parlare, e l'altro di quali sono gli obiettivi. Ora, come sapete, quello che bisogna realizzare sono ovviamente degli obiettivi a questo punto di minimo, che molte volte devono coincidere con gli obiettivi delle aziende. Quindi lo sforzo che chiediamo quest'anno è quello di dire: ricordatevi che c'è Veneto Escape che ha questi obiettivi, ma guarda caso sono proprio molto simili e collimano anche con gli obiettivi delle aziende di quest'anno e dell'anno prossimo, del biennio. Quali sono gli ambiti di intervento? Quindi la firma, ed ecco perché il raccordo con l'FDCOS, l'archiviazione, la distribuzione, l'estrazione e la conservazione. E gli obiettivi di progetto sono proprio andare a dematerializzare, a produrre referti digitali, a dare dei servizi al cittadino, parliamo dello scarico online, come ben sapete, standard di codifica, quindi cominciare a introdurre nelle aziende gli standard documentali di codifica, cominciare nel senso che il processo, sapete bene, è ben lungo, quindi insomma cominciare a avere le prime linee guida per poterlo fare. E alla fine gestire con la conservazione e mettere in quiescenza i documenti digitali che producete a piena validità legale. Allora, questo è il flusso che vi va a descrivere cosa il progetto fa sostanzialmente. Come vedete, il primo step è proprio la certificazione, cioè l'obiettivo di questo progetto è quello di darvi delle linee guida, delle norme sul come costituire un ufficio di RA e quindi
provvedere al processo di certificazione aziendalmente, perché riteniamo, dopo gli studi di impatto fatti in Escape e in Telemed Escape, che sia necessario introdurre un ufficio di RA all'interno di ogni singola realtà aziendale. Il secondo passaggio è appunto la produzione del referto fino ad andare all'archiviazione con la conservazione e al flusso di distribuzione. Quelli che vedete, le parole fuori dai quadrati, sono appunto gli standard di utilizzo di questo progetto che i sistemi informativi conoscono molto bene. La seconda slide che vi propongo è quello di dire: oggi non parliamo di tutto il resto, perché facciamo un raccordo operativo col progetto Carta Operatore e andiamo nel dettaglio a analizzare dal punto di vista funzionale per Escape che cosa vuol dire fare certificazione, cioè come arrivare all'obiettivo del primo tassello. Vi ricordo ancora che quello che andrò a descrivere è la parte funzionale, cioè quello che un'azienda sanitaria deve mettere in piedi. Quello che succede oggi quindi col raccordo è dire: siccome la Regione ha un progetto in atto e l'80% delle aziende hanno aderito, cerchiamo di accordarci, però funziona per tutte quante le aziende della Regione. Ora ci sono un po' di passaggi nel quale vi vado a spiegare molto velocemente, non entro né dal punto di vista tecnico, perché poi il fornitore darà nome e cognome ai tasselli, e neanche dal punto di vista organizzativo, se non per, diciamo, gli attori che andiamo a descrivere brevemente. Spero di non essere troppo, diciamo, tecnica, perché il mio interesse è quello di parlare soprattutto agli uffici personali, fargli capire che il progetto deve assolutamente aiutare in primis loro a cercare di avere ben chiaro quali sono gli aspetti organizzativi e documentali che stanno alla base dell'RA, quindi per gestire correttamente un ufficio del genere. Allora, come vedete, parliamo di Certification Authority, quindi ente esterno all'azienda, e poi all'interno dell'azienda sanitaria dobbiamo costituire questo ufficio, l'ufficio di gestione documentale, che è la Registration Authority, con un server, con un lettore, una stampante e quant'altro. Il primo passaggio funzionale da fare è sicuramente la richiesta di emissione della propria smart card, con a bordo certificati di autenticazione di firma digitale o solo di autenticazione. Abbiamo messo ovviamente il laboratorio analisi come tipico caso dipartimentale, perché, come sapete, l'obiettivo di Vaneto Escape è quello di dematerializzare in primis i referti di laboratorio, di chimica clinica, perché raggiungono circa l'80% della produzione digitale di un'azienda sanitaria ad oggi. Quindi il primo passaggio è quello: richiedo l'emissione della smart card con a bordo i certificati. Il secondo passaggio, vado nella mia RA aziendale e chiedo di poter avere, perché sono un nuovo dipendente, la mia smart card, che nel caso del progetto mi fa anche da carta operatore, quindi potenzialmente è anche il mio badge aziendale. Cosa succede? L'ufficio di RA è connesso con la Certification Authority, parliamo appunto nel caso dell'FDCOS con Actalis, e richiedo l'emissione del mio certificato. Quindi sostanzialmente la mia RA possiede tutte le informazioni, perché la mia RA non sono io medico, io operatore, io infermiere che chiedo di avere un certificato, ma alla CA, con la quale la mia azienda ha un contatto, ma è un ufficio preposto che fa questo per me. Il secondo passaggio è che io ho la trasmissione tra la CA e la RA, come vedete è un passaggio continuo, la CA e la RA sono in continua comunicazione e quindi trasmette il mio certificato perché ho fatto una richiesta. In questo modo ho delle liste di gestione, richieste, emissione e revoca, quindi la LDAP aziendale, le gestioni di richieste, emissione e revoca e la gestione degli appuntamenti, cioè la mia RA tiene i contatti per me e per tutta l'azienda di tutte le carte e i certificati di firma e autenticazione che io ho necessità di utilizzare, siano 4.000, 5.000, quanti sono. Quello che succede è che io devo stampare e consegnare con a bordo i certificati richiesti dall'operatore o dal medico la smart card all'operatore. Devo registrare ovviamente che mi ha chiesto di avere un certificato, gliel'ho consegnato e tutta la documentazione di cui poi andiamo a parlare nel dettaglio deve essere archiviata e conservata dalla RA o dall'azienda. Dipende appunto comunque dall'azienda sanitaria. Il quinto passaggio è: devo fare degli aggiornamenti periodici, perché è impensabile che sia il medico stesso o l'operatore che parla direttamente con la CA. È l'RA che deve tenere i contatti, significa che deve aggiornare giornalmente, meglio sempre in continuo,
le liste, l'LDAP aziendale. Questo mi permette di capire se i certificati che io ho dato ai miei operatori sono ancora validi e quindi mi va a costituire ovviamente che l'operatore, il medico, ha firmato un documento a piena validità legale. Io ho la certezza che quel documento che ha sottoscritto è a posto, è un documento che ha piena validità legale proprio come se l'avesse firmato in maniera autografa. Solo se io ho il controllo di questo processo, all'inizio, come vi sarà spiegato dopo, nel dettaglio, sono tranquillo su quello che sto facendo a livello di documentazione clinica. L'ultimo passaggio è il controllo della validità del certificato nel momento della firma. Questo cosa significa, al di là della freccia e quant'altro? Che è proprio quello che vi ho detto prima. Io sono tranquilla che il medico di laboratorio, il primario di laboratorio, quando va a sottoscrivere digitalmente un documento, è valido il certificato che lui sta utilizzando e quello che io archivio e che conservo è corretto dal punto di vista legale. Ora, dove trovate tutta questa documentazione? Allora, quello che io vi ho elencato sono delle norme funzionali generiche che saranno descritte nel dettaglio dal punto di vista organizzativo, cioè quello che vi sarà detto dopo dalla dottoressa Ramelli sarà scritto in documentazione per gli uffici personali, per le direzioni strategiche, sarà consultabile, dopo vedrete, nel sito del consorzio. Tutti questi blocchi che voi vedete si trovano nella pagina riservata di Veneto Escape. Quello di cui parliamo oggi è proprio il primo, è il modulo 2, le specifiche di progetto per la certificazione. Questa è la suddivisione progettuale di Veneto Escape che il consorzio ha deciso di suddividere in moduli, in modo che le aziende abbiano per ogni modulo un argomento con delle specifiche che viene periodicamente aggiornato, il quale ovviamente può essere discusso con i sistemi informativi o con chi nel dettaglio si occupa di quella materia. Oggi ovviamente quello che interessa è il primo blocco, perché tutto il resto lo vedete già online. Il primo non è online in questo momento perché il materiale che andiamo a raccogliere oggi, dai tavoli tecnici che ne deriveranno e dalle vostre perplessità in merito, sarà raccolto in un documento che è proprio il modulo 2, nel quale dalla parte organizzativa fino alla parte tecnologica troverete tutte le specifiche di riferimento, non col dettaglio del fornitore del progetto FDCOS, ma generiche. Quindi qualsiasi azienda che da oggi a Tendere ha necessità di capire come gestire questi processi troverà nella documentazione di Escape una valida, diciamo, documento, linee guida, modi d'uso che potete utilizzare. Quali sono i vantaggi di quel ciclo che vi ho descritto prima e di quello che vuole essere la giornata di oggi nella descrizione del progetto? È quello sottolineato, cioè il pieno governo del flusso delle attività proprie di processi di dematerializzazione aziendali, cioè dire, cominciamo dall'inizio, aver chiaro e a sapere che cosa sta succedendo nel momento in cui io do uno strumento di firma o di autenticazione ai miei operatori. Da lì poi derivano tutti gli altri vantaggi del progetto e il ciclo funzionale che di cui vi ho parlato prima. Se non è regolato il primo processo è inutile neanche andare avanti, lo sapete bene, perché alla fine non viene ottemperato tutto quello che deve essere fatto nel ciclo di dematerializzazione. Questi sono i vantaggi del progetto che sono usciti dagli studi di impatti di Escape e che vi dico, dopo il 2012, quando raccogliamo tutti gli indicatori delle vostre aziende, produrremo altri volumi di impatto in cui sarà descritto che cosa è successo in questi 3 anni di implementazione e se sono stati rispettati questi vantaggi riscontrati in Escape, quindi nei progetti preliminari. Dove potete trovare le informazioni? Allora, questi sono i 2 siti istituzionali, come diceva prima Claudio. Il primo è quello classico, Web Sanita Intra della Regione Veneto, dove trovate tutta la documentazione. Cerchiamo di aggiornare i 2 siti in modo che chi ha più dimestichezza utilizzare uno o l'altro preferisca quello che vuole. Il secondo è la nostra pagina riservata, dove c'è appunto solo la parte dedicata all'FDCOS. Ora, i moduli di progetto li trovate in Veneto Escape, io però avrò cura di metterli anche nell'FDCOS, in modo che gli uffici personali che sanno di questo progetto e hanno meno dimestichezza con Veneto Escape trovino anche qua tutto il materiale. Ora, come si fa a entrare qui? Dovete registrarvi all'area riservata di Veneto Escape, introducete un nome utente e una password a piacere e noi vi abilitiamo. Specificate di che ufficio siete, così sappiamo a che progetto dobbiamo agganciarvi. Questo sito, come sapete, è in evoluzione perché con Veneto Escape abbiamo comprato una piattaforma tecnologica che stiamo andando a definire a livello architetturale. Contiamo con le registrazioni di oggi, con gli altri interventi formativi che faremo,
di fare dei percorsi formativi su argomenti, quindi non solo agganciati ai progetti, ma per esempio firma digitale, infrastrutture tecnologiche per XDS, Doge o quant'altro. Troverete dei percorsi formativi per anche vari target, quindi non solo i sistemi informativi, ma anche gli altri interessati delle aziende. Ora volevo farvi vedere, se riusciamo, dove è il... Allora voi accedete alla pagina con la vostra, ok, all'area riservata, e qui trovate esattamente la scritta del progetto, e qua trovate una breve descrizione del progetto e accanto i vari documenti. Ora sono organizzati così perché per adesso abbiamo un po' di delibere, la parte di la proroga della convenzione e anche il raccordo operativo di cui vi parlerà poi la dottoressa Ramelli. Caricherò il layout quando è definito e anche tutti gli altri documenti modulistica di cui andiamo a trattare dopo nel dettaglio, dopo che abbiamo capito quali sono tutte le modifiche da apportare in base alle vostre richieste. Qui troverete sempre le cose finali, in modo che, e io avrò cura di mandarvi una mail dicendovi guardate che così è chiuso, questa è quella finale, trovate tutte le informazioni sul sito. Vi chiedo, se vi manca qualcosa, di scriverci o di chiamarmi, in modo che sappiamo che non è a posto il sito e abbiamo tutte le informazioni condivise.